Un altro Natale, Gesù ci viene ancora incontro, mostrando pietà e misericordia di noi, perché in realtà noi ci impelaghiamo nelle guerre, nelle uccisioni, nelle stragi, nelle violenze e nei fratricidi continui. Ma la speranza non finisce perché Lui è fedele, perché Lui è morto per noi, perché Lui ha promesso di essere sempre presente. Ricordando dunque la sua prima venuta, in realtà noi guardiamo al compimento pieno e questo compimento già ci è anticipato appunto con la sua venuta nei sacramenti, nella preghiera del cuore, nell'accoglienza del più povero, del fratello, del migrante, di colui che implora pietà e misericordia. È per questo che non demordiamo e il nostro cuore né si rattrista né tantomeno si deprime. La speranza non dipende da noi, dipende da Gesù che è presente e che ha vinto la morte con l'amore. Pertanto non ci lasciamo buttare giù, non ci lasciamo abbattere, ma per quanto siamo nella polvere molte volte alziamo gli occhi al cielo e sappiamo che Egli ci risolleva. La sua venuta, la sua luce, dia luce a tutti noi, a tutti i siciliani, soprattutto a quelli che stanno tornando in questi giorni per vivere nelle famiglie, giovani e meno giovani, gli affetti di sempre. Tanti auguri dunque a tutti i cristiani e a tutti i siciliani. Tanti auguri di buon Natale, cioè che la speranza nel cuore di tutti, nel cuore di ogni famiglia, nel cuore di chi è solo, non si perda, anzi si rafforzi, perché è fondata soltanto in Gesù che viene. Auguri e buon Natale.